Ecco qui, questa è l'Europa delle patrie, questa è delle piccole patrie, l'Europa delle Heimat, l'Europa dei popoli senza Stato, vediamo la Catalogna. Qui è rappresentata una Padania, ma che ovviamente, come dire, forse vede più nella Sardegna, per esempio, o nel popolo friulano, o nella minoranza slovena, o nella minoranza italiana in Slovenia e Croazia, dei soggetti che possono ambire a partecipare ovviamente alla Cornovaglia, ovviamente all'Irlanda del Nord, e così via. Quindi vediamo tutte le piccole patrie che potrebbero portare a un'Europa federale, una vera Europa federale, con il superamento degli stati e una capacità diciamo di mettere veramente in comune politica estera e difesa e economia, ma soprattutto cultura, e tenendo conto quindi delle diverse identità culturali. Ecco, c'è stato il 6 di febbraio la consegna dei premi Aureli Argemì all'Ateneu Barcelonese. Qui vedete i premi che sono stati per il 2026 dedicati ai diritti linguistici, ai diritti dei popoli e alla solidarietà. Vediamo qui l'Ateneu Barcelonese in Carrer de la Canuda, diciamo, all'inizio della Rambla, nel senso vicino, nella Rambla vicino a Piazza Catalunya, quindi una posizione ipercentrale. E qui vediamo l'Ateneu che ha un ruolo per la cultura catalana molto importante. E tra l'altro la giornata era anche caratterizzata da i Trattors qui nella Gran Via des Corts Catalans davanti all'università, per protestare che la nostra vita corrisponde alla nostra fame. Ecco, la nostra dovrebbe essere, se non mi sbaglio in catalano, corrisponde alla vostra fame. Ed ecco qui due protagonisti della consegna dei premi: Anne de Genève dei premi Aureli Argemì, Anne de Genève, la vedova Aureli Argemì, e il presidente del Siemen, David Minovies. Ecco qui invece il direttore del Siemen, Jordi Garrel, Anne de Genève. Qui vedete il pubblico intervenuto, qui vedete ancora Anne de Genève, Jordi Garrel direi che sta parlando, il sottoscritto sta riprendendo. Vediamo dei premiati nelle prime file. Ecco qui Jordi Garrel, direttore del Siemen, dietro il sottoscritto e delle giovani diciamo partecipanti. Qui vediamo subito Anne de Genève e Jordi Garrel. Ecco un'analisi di Anne de Genève prima della consegna dei premi, in ricordo comunque di Aureli Argemì, con Jordi Garrel, il direttore del Siemen, al fianco. Perfetto catalano per Anne de Genève. Qui Jordi Garrel, vediamo, spero facciamo la condivisione più sicura, ecco qua. Ecco. Però, in certa misura, això ens obliga a mantenir un nivell del rigor acadèmic que es mereix, comptant, com hem fet, amb un destacat i reconegut jurat. Per tant, gràcies. Qui invece la Pilar García Negro,
della Galizia, sociolinguista della Galizia. Mi ricordo un convegno al quale ha partecipato Aurelia Gemmi, e vedremo forse anche le foto dopo, un convegno alla Generalitat, con uno degli ultimi convegni ai quali ha partecipato Aurelia Gemmi, dove ha detto ha parlato della distinzione tra gli uomini e i cani, il cane francese, il cane turco, il cane inglese, quando abbaiano si capiscono. Gli uomini invece hanno le lingue, di qui l'importanza delle lingue per i popoli. E qui vedete anche la foto con Pilar García Negro. L'il·lustre català Joan Coromines va rebutjar la concessió del Premi Espanyol de la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X Ursari. Ecco qua ricordato la Croix de Sant Jordi che Aurelia Gemmi ha preso. Així com el seu ingrés a la Real Accademia Spagnola. E qui abbiamo detto, qui adesso vediamo invece Cesca Oliver, un'altra membro della giunta del Siemen, che consegna il premio, vedete, alla coordinatrice del Paese Basco per quanto riguarda l'alfabetizzazione e l'insegnamento alle persone adulte, a un'attività di volontariato, il premio a questa associazione che viene dato dal Siemen come premio Aurelia Gemmi. Sentiamo in lingua euskadi, nella lingua euskera, scusate, che così no, eccola qua, scusate, no, eccola. Eta Euskalduntze Koordinakundea Euskal Herri osoan euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan eta helduen euskalduntzearen esparruan lan egiten duen erakundea da. Poi c'è la traduzione invece in catalano fatta dalla giovane traduttrice vicino alla premiata. Qui ecco c'è un intermezzo musicale con delle musiche molto simpatiche in catalano e poi anche in altre lingue. Da escampar aquestes llengües minoritzades. Prendo portabuts cap a buix i cap a dret, prendo portabuts sense vergonya que l'entren. Galinero jocs tancats a punt de puig, per xique per xoc de costat de Santa Cruz. Prendo portabuts per anar a cercar paratge, canto portabuts per anar a buscar consatges. Yo he caminado de la ruta a la punta, con tu combinado de la rítmica en punt. Si era la vecina, danza cumbia campesina, la araña es una latina, parladas con alegría. E l'allegria è una delle cifre sia di Aurelia Gemmi che delle attività, come avete visto, del Siemen. È un modo di fare cultura molto profondo, accademico, riconosciuto dalla città, dalla Generalitat de Catalunya, riconosciuto a livello internazionale con la Xarxa per i diritti collettivi dei popoli. Una gitana romana, txeca, la República Txeca. Super. En romanó, va bé? No sé. Vinga, va! Psicològic cada mans, no sé Això. quants cops d'estudòpic cada mans a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès. Yo
Pașopaniu ribește la scorcori prema ușorela. Pașopaniu ribește la scorcori prema ușorela. Ioi mamo, de mampani, mamo de mampani, mamo de mampani. Ioi mamo, de mampani, mamo de mampani, mamo de mampani. Pașopaniu ribește la scorcori prema ușorelas. Pașopaniu ribește la scorcori prema ușorelas. Ioi mamo de mampani, mamo de mampani, mamo de mampani. Ioi mamo de mampani, mamo de mampani, mamo de mampani. E qui vedete invece David Minovie, il presidente del Siemen, che conclude la consegna dei premi, che ecco, vedete i premiati con queste opere d'arte di una esponente artistica catalana. Poi qui vedete ancora Pilar Garcia, negro. Poi vedete scusate, dopo ci sarà anche Jordi Garel, ma qui vedete David Minovies e Anne de Genève, che è molto allegra con i premiati. Ecco, qui vedete anche Jordi Garel, vedete Cesca Oliver, Pilar, scusate, Garcia Negro della Galizia. Vedete, un momento di festa. Noi l'abbiamo concluso andando al Parallel, vedete le tre ciminiere di una vecchia fabbrica al Parallel, insieme al giornalista friulano Marco Bozzer, e qui sono i calzots, c'era questi cipollotti che vengono poi consumati in strada, una volta soprattutto a Tarragona, ora anche a Barcellona, un momento, vedete, di festa condivisa per le strade. Purtroppo la calzottada era ben terminata, già a mezzogiorno, noi siamo arrivati più o meno alle 2, qui poi la giornata si è conclusa anche con una manifestazione di migliaia di persone per la Catalogna, che vedete, popolo pacifico, che ecco, quindi ricordiamo Valerio Gemì all'Ateneo, il presidente della Generalitat aragonese. Qui vedete insieme al sottoscritto Aurelio Argemì, uno delle ultime, e qui lo vediamo il funerale. Carles Riera, un accademico della Università Autonoma, e nonché anche David Minovies, presidente del Siemen, e direi anche Jordi Garcia, direi di Òmnium, o dell'Assemblea Nazionale Catalana, qui il sacerdote che inizia l'omelia. Qui i funerali di Aureli, ma noi concludiamo con i calzots, e qui vedete ancora i funerali invece che sono stati ovviamente nel 2024 e che hanno visto Carles Riera, anche deputato della CUP. Qui mi vedete in un momento di dialogo con Carles Riera, e qui, quando ho consegnato, qui lo vedete, la lettera dell'assessore Roberti al presidente della Generalitat aragonese, e poi ho spiegato le motivazioni, cioè il legame con i Friuli, che potete vedere, ecco qui, Aurelio Gemì alla provincia di Udine, con il sottoscritto, il presidente della provincia di Udine, premio della provincia di Udine per il Gemì alle minoranze
della provincia di Udine, e qui vedete una manifestazione. Qui siamo all'Istituto di Studi Catalans, tra l'altro qui anche con l'assessore regionale Elio De Anna, e qui vedete invece con il presidente della provincia di Udine, anzi sindaco della città di Udine in quel momento, Pietro Fontanini. E qui vedete Aurelia Gemmi che si allontana con Anne de Genève.